Beh, è una grande soddisfazione perché un voto preso di preferenza vuol dire che una persona esce di casa per andare a votare ed è già un successo. Dopodiché sceglie di votare per la tua parte politica, dopodiché per il tuo partito e alla fine mette e scrive il tuo nome. Quindi sono 4-5 passaggi non assolutamente così immediati e semplici da fare. E quindi il ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, buona parte di militanti, di sostenitori della Lega, ma anche amici che con la politica magari non c'entrano niente, ma hanno sposato così l'idea di dare una mano a una persona che da sempre si impegna in politica. Ed è una soddisfazione enorme che insomma mi ha visto, diciamo, rimontare nella nottata e avendo un pomeriggio complicato dal punto di vista della classifica. Ecco, e adesso quindi a queste persone che le hanno dato la preferenza che cosa promette? Ma io non ho promesso nulla a nessuno, se non di fare il consigliere regionale come l'avevo già fatto nella 10ª legislatura, cioè rispondendo sempre al telefono e dicendo di sì per ciò che si può fare e spiegando il perché no delle cose che non si possono fare, oltre al fatto di fare il consigliere regionale diligentemente al mio banco per portare avanti il programma della coalizione. Dispiaciuto di dover lasciare il bilancio a Treviso? Beh sì, diciamo che la campagna elettorale è stata anche un po' difficile perché in questo periodo gli assessori del bilancio sono tutti occupati a formare il bilancio che poi si vota poco prima di Natale tradizionalmente nelle nostre amministrazioni e quindi ho dovuto fare la campagna elettorale nel momento nel quale di solito come assessore sono più impegnato a stare a Cassugana e a fare i miei approfondimenti. Un po' dispiaciuto sì, devo dire la verità, perché non vi è neanche la possibilità da parte mia magari di ritornare solo in consiglio comunale per comunque proseguire, l'impegno con i cittadini trevigiani che però porterò nel cuore in consiglio regionale.